Coach Ale Bertolucci, un filotto di 7 vittorie se non ero in campionato, interrotto sul più bello. Sarzana è una squadra in salute, l'abbiamo detto, la squadra più in forma del campionato. Dispiace perché già un pareggio avrebbe cambiato la vita, Bassano ha avuto le occasioni, è stato anche iellatissimo, 2 traverse piene, a portiere battuto, non è riuscito a concretizzare i tiri diretti, ci ha provato in tutte le maniere, forse non è stata la versione più brillante della squadra, però va detto che ha spinto a tavoletta ugualmente Lubroca. Ma sì, intanto c'è da fare complimenti al Sarzana che è venuto qui, ha fatto la sua partita e a parer mio ha meritato anche la vittoria. Noi non siamo mai stati in partita, al di là della sfortuna o non sfortuna, ma non siamo stati mai, né dal primo minuto fino all'ultimo, con la giusta concentrazione. Abbiamo fatto tanta confusione, abbiamo meritato di perdere la partita. Certo, è chiaro che in questo momento si guarda la classifica perché la concretezza chiama questo riferimento, però questa è una squadra che adesso si deve rimettere in moto, non è più padrone del proprio destino per stare nel podio, ma non è finito nulla, adesso dobbiamo avere la capacità di rialzarsi e correggere gli errori. Ma sì, come avevo già detto in varie interviste, non dobbiamo fare calcoli, noi dobbiamo fare il percorso nostro. Oggi siamo inciampati in una partita importante che poteva essere alla nostra portata, ma se non viene affrontata con la giusta determinazione, la giusta cattiveria, poi vengono fuori questi tipi di risultati. Ma già l'andamento della partita aveva visto che sarebbe stata dura, perché sono arrivati più testa a testa in questa partita qui che in tutto il campionato, quindi vuol dire che c'era distrazione, non c'era la giusta cattiveria, la giusta fame per prendere 3 punti come avevamo fatto altre volte, quindi c'è da fare mea colpa, e al di là dei meriti del Sarzana c'è da fare mea colpa e rimboccarsi le maniche e ripartire da martedì per preparare la partita di Sandrigo. Ecco, probabilmente è mancato anche quel filo di lucidità sotto porta, perché le occasioni ci sono stati 2 power play, 2 tiri diretti, hai detto bene, sintetizzato con la confusione, a volte ci si è ostacolati addirittura a vicenda, quindi è mancato forse quel raziocinio. Lo so che da fuori si è più bravi a dirlo, però è un dato di fatto. No, ma quando all'interno della partita non riesce a entrare dentro la partita si genera confusione. Abbiamo provato a parlarne durante il time out, ma non siamo mai stati in partita, dai, inutile. Sì, poi abbiamo avuto l'occasione, le punizioni di prima, ma tutti quegli errori lì sono frutto dell'andamento della gara, che era confusionaria. Ultima cosa, ok, flessione emotiva, non certo fisica, adesso bisogna provare a ribaltare di nuovo. Bassano è stato lungo la stagione, spesso sott'acqua, bisogna avere la forza di ripartire con nuova energia. Ma sì, martedì ripartiamo, abbiamo avuto uno stop, nel senso non ci stava, ma ci sta, e dobbiamo pensare già alla gara di Sandrigo e cercare di far meglio di stasera e andare a prendere 3 punti per cercare di consolidare la terza posizione. Cioè, ormai dobbiamo far di tutto per rimanere terzi, che sarà difficile, ma ci sono le carte per poterlo fare.